Grazie a voi, grazie dell'invito che per primi rispetto agli altri due contendenti a questa carica noi abbiamo risposto, noi ci mettiamo la faccia. Noi ci mettiamo la faccia perché oggi ci troviamo di fronte a un compito estremamente gravoso. Riprendo le parole di chi mi ha preceduto e diceva ci vuole la politica. Io mi affaccio sulla scena regionale, però con un intento di ridare la dignità a noi cittadini, a noi veneti, per riprenderci quello che ci è stato tolto a me per primo come persona, è stato tolto a noi cittadini come comunità, è stato tolto a tutti noi in questi anni, persone che hanno deciso, ma a mio modo di vedere, non hanno deciso per noi, hanno deciso per loro, per i loro interessi, per quello che a loro tornava comodo. Bene, io un giorno ho deciso che basta, era finita per loro però, non era finita per me. Io quando parlo con le persone ogni tanto sento dire, ma tanto non cambia nulla, perché lo fai? Bene, quello è il momento proprio dove a me si scalda il sangue, a me proprio sento le vene proprio che iniziano a pulsarmi, perché invece è proprio lì che dobbiamo noi metterci in gioco, rimboccarci le maniche. Siamo o non siamo il popolo del fare, ci chiamano, imprenditori, gente che lavora, piccole e medie imprese, ce l'abbiamo nel sangue. Quindi questo mi ha spinto a fare questa scelta e questo mi spinge a essere qua oggi per cercare a tutti i costi di riprenderci in mano quello che è nostro. Io sono qua stasera per cercare di dare una risposta, ma soprattutto per dare soluzioni concrete. A me piace dire che prima faccio le cose e poi parlo. Noi in Lombardia, come Movimento 5 Stelle, prima le abbiamo fatte le cose e poi le stiamo dicendo. La parola ai cittadini, questo è fondamentale. La parola di tutti noi, lo strumento referendario è fondamentale. Questa parola, la democrazia diretta, ma che cos'è la democrazia diretta? È la decisione in mano ai cittadini, in mano alle persone e nel nostro caso in mano ai veneti per la nostra regione. Bene, come vi dicevo in Lombardia l'abbiamo fatto, ma cosa abbiamo fatto in Lombardia? In Lombardia abbiamo portato a casa un referendum, quindi la parola ai cittadini, un referendum per l'autonomia. Capisco, ognuno ha la propria visione, come è giusto che sia. Io non sono qui né per imporre la mia visione né quella di nessun altro, io sono qui solamente per un dibattito, come è giusto che sia e secondo me è proprio il sale della democrazia, del rispetto di tutti. Io oggi sono qui quindi a parlarvi di quello che noi abbiamo fatto, non di quello che forse faremo un domani e come ci raccontano da anni, faremo. Quello che abbiamo fatto. Abbiamo fatto questo referendum darà, se lo vorranno i cittadini, l'autonomia ai lombardi, darà una disponibilità di spesa di 8 miliardi di euro sul territorio lombardo. Ma come lo farà? Lo farà andando a mantenere sul territorio le tasse versate dai cittadini lombardi, come dicevo, 8 miliardi. Andranno in istruzione, andranno in imprese, andranno sul territorio. Quello che io sono qua a dire stasera è che lo possiamo fare subito ed in Veneto. La cifra ovviamente sono diversi, parliamo di una cifra tra i 4 e i 5 miliardi di euro, però sarebbero soldi immediatamente disponibili per le casse della regione. Questo cosa vuol dire? L'autonomia vuol dire un'autonomia di spesa, vuol dire la libertà da parte nostra come cittadini di scegliere dove e come spenderli. Perché io porto avanti questa proposta? E vi ripeto, non la porto avanti io porto avanti una proposta che è già stata realizzata, perché è costituzionale. Accolgo le rimostranze sulla Costituzione come le tesi a favore, però io parlo, vi ripeto, di soluzioni concrete, di quello che possiamo dare subito e quindi per dare subito una risposta alle imprese, no tra 5, 10, tra tanti anni più avanti, ma per chi oggi deve pagare le tasse, per chi oggi ha i debiti che corrono o i crediti che uno non riesce a riscuotere. Bene, questo referendum è costituzionale,
quindi poggia le sue fondamenta, per dare un tecnicismo, nell'articolo 116, terzo comma, dove va proprio a spiegare che si può rimodulare questa capacità di spesa, e noi proprio lì andiamo a incidere. E a chi sostiene e come lo pagherete, perché sappiamo che costano queste cose, beh, io lo dico che io voglio regalare l'autonomia ai veneti, ma facendola pagare ai politici, perché aboliremo i vitalizi e con i soldi che risparmieremo, che sono 13 milioni di euro all'anno, pagheremo il referendum per riuscire a dare l'autonomia. I vitalizi li toglieremo a tutti questi politici, tranne a uno, mi sa. E... Io, come dicevo, parlo di quello che posso fare, parlo di quello che posso fare subito, che posso dare subito ai cittadini veneti. Io però ricordo anche che, è vero, la parola autonomia ha scottato molte persone, perché è stata dichiarata tante volte negli anni scorsi. La prima volta nel 1992 hanno raccontato che si poteva avere l'autonomia, hanno provato a proporre un referendum e la Corte Costituzionale l'ha bocciato. Ci hanno riprovato nel 98 e nel 2000 la Corte Costituzionale l'ha bocciato. Adesso l'anno scorso è stato riportato e la Corte Costituzionale l'ha bocciato. Ma allora io vi chiedo, perché lo bocciano secondo voi? Perché era sempre chiesto al di fuori della Costituzione. Cosa vuol dire? Vuol dire che era richiesto che venisse modificata la Costituzione per far mantenere la fiscalità, il denaro sul territorio. Bene, questo non è possibile. Ma voi pensate che i politici o i tecnici che hanno scritto queste cose non lo sapessero? Lo sapevano benissimo. Lo sapevano benissimo, come io adesso non vi annoio, però se volete potete andare a leggervi quali sono i quesiti referendari che ha proposto il governo Zaia e che sono stati bocciati, che sono stati impugnati di fronte alla Corte. Bene, erano tutti quesiti che chiedevano una modifica della Costituzione e, come abbiamo appena detto, questo non è possibile. Il punto è esattamente questo. Ci prendono in giro. Ci prendono in giro. Ed è per questo che io mi sono stufato, io come persona, io come Jacopo, io mi sono stufato di farmi prendere in giro. E allora vi dico, nella mia visione, voglio risultati subito in mano e voglio poterli portare a casa. Io quello che vi voglio dire è che oggi sento candidati, sento il governatore Zaia che parla per l'appunto di autonomia, allora stando nell'argomento, ma sappiamo benissimo che gliela bocceranno e lo sapeva quando l'ha scritta, lo sapeva benissimo e l'ha fatto apposta solo per un ritorno elettorale, solo per dare il contentino a qualcuno. E sento Alessandra Moretti, la più grande bugiarda del Veneto, l'ho definita io. La più grande bugiarda del Veneto, che va a raccontare, va nei bar lei adesso. Lei ha scoperto che ci sono i bar, che sono le persone nei bar, ha scoperto. Incredibile. Ha detto che li va a ascoltare adesso. E adesso va a promettere, parla anche lei di autonomia, ma forse... E di estetiste, ma la signora Moretti forse, mentre è in giro per i bar... Forse non le arrivano i messaggi da Roma dove il suo partito regolarmente boccia tutte le proposte per l'autonomia e per il mantenimento dei soldi sul territorio. Quindi ricordiamoglielo, dico noi, ma noi come cittadini veneti, noi come Movimento 5 Stelle, tutti quanti assieme, ricordiamo a questa signora che siamo stufi delle bugie di queste persone, di questi politici, che deve smetterla di andare in giro tra di noi a raccontarci queste enormi balle. Non abbiamo bisogno di questa gente in regione, non la vogliamo.
Io concludo, vi ringrazio per l'ospitalità e vi lascio dicendovi che mi sono posto un obiettivo io. Mi sono posto un obiettivo di cambiarla veramente questa regione. E in maniera anche un po' egoistica, io voglio dire, di cambiarla anche per me, come persona, di cambiarla per tutti noi, come comunità, indifferentemente. Sei bello, sei bravo. Io vi ringrazio veramente e voglio dire che dobbiamo riportare assieme come comunità veneta, al di là magari delle differenze, di tutto, però dobbiamo ridare dignità a tutti noi, al nostro territorio ed è per questo che io per primo mi batterò fino all'ultimo per riuscire a portare a casa questo risultato. Ne va della mia vita, ne va della nostra vita come comunità, come Veneto, come tutti quanti. Perciò da oggi a maggio sappiate, e dei nostri figli. Io non ho figli, ma di tutti, esatto, dei figli assolutamente. Quindi la possibilità di scegliere, la possibilità di decidere come spendere i nostri soldi e la possibilità finalmente di riprenderci in mano la nostra regione. Grazie mille a tutti.